Schianto in rotonda 90 di Piave tra un pullman di linea della TVO e l'auto guidata da Paola Florean, 45enne di San Donà. La donna non ce l'ha fatta. Denunciata più volte dal nostro telegiornale, la situazione di degrado alla Cipressina ha incontrato finalmente una svolta, operazione della polizia locale che ha chiuso il noto covo di delinquenza. Lista Brugnaro PD e 5 Stelle in Consiglio Comunale difendono l'occupazione abusiva dell'ex osteria La Vida e criticano le modalità dello sgombero da parte delle forze dell'ordine. Porteremo l'esperienza di Mira in Parlamento, lo promette l'ex sindaco Maniero, e da Venezia i pentastellati aprono a possibili alleanze anche se in contrasto con i vertici regionali. Abbiamo perso le elezioni ma stiamo all'opposizione, il neodeputato PD Pellicani chiude d'accordi con Lega o 5 Stelle, siamo su opposizioni opposte e siderali. A Marcon la candidatura di testimonianza di Nadia Pizzol si trasforma in elezione e lei scopre dai giornali di essere senatrice, questo grazie all'effetto del diluvio di voti alla Lega. Festa della donna, saccheggiata nuovamente la mimosa di via Cappuccina, nulla sono valsi gli sforzi dei cittadini ed ambientalisti di proteggerla. L'appello: domani non comprate dagli abusivi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca, l'avete sentito dai titoli, tragico schianto questa mattina a Noventa di Piave, a perdere la vita una donna di 45 anni di San Donà. Sentiamo. Erano circa le 8:30 quando Paola Florean, 45enne di San Donà di Piave, ha perso la vita scontrandosi con un pullman di linea TVO proveniente da Grassaga, in via Circogno, la provinciale che collega Cessalto a Noventa di Piave. Secondo una prima ricostruzione, la donna si sarebbe immessa nella rotonda che conduce alla zona industriale da una laterale, frenando. A quel punto, forse complice l'asfalto bagnato, avrebbe perso il controllo dell'auto impattando violentemente contro l'autobus, al bordo del quale c'erano 4 persone. L'auto è stata completamente distrutta. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che l'hanno estratta dall'abitacolo e i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimarla, ma senza esito. Poco dopo sono intervenuti anche i carabinieri di San Donà di Piave per ricostruire la dinamica dell'incidente, insieme alla polizia locale che si è occupata di gestire la viabilità, mentre uno dei passeggeri che si trovavano sull'autobus è stato colto da un lieve malore durante i soccorsi. Gli altri passeggeri sono usciti illesi dall'incidente. Paola Florean, grande amante della montagna, era anche appassionata di cucina, tanto che aveva aperto un blog insieme alla sorella dove si riproponevano alcune ricette che la mamma gli aveva insegnato negli anni. Di recente Paola aveva frequentato anche un corso di specializzazione in pasticceria. Era molto ben voluta per il suo altruismo. La Procura di Venezia ha disposto l'autopsia per la morte di Hamza Brinis, un ragazzino di appena 16 anni che giocava a calcio nel Saonara Villatora. Il giovane è stato stroncato da un malore martedì nel primo pomeriggio nella casa in cui vive insieme ai genitori di origini magrebine a Vigonovo. Il sedicenne aveva pranzato da poco e secondo una prima ricostruzione dei fatti sembra non si sentisse bene da un po'. Dagli elementi raccolti finora dagli investigatori pare che l'adolescente facesse fatica a respirare, un aspetto questo che dovrà essere approfondito. È possibile infatti che il sedicenne soffrisse di qualche disturbo legato alle vie respiratorie, ma anche su questo sono in corso delle verifiche. Era iniziata come una giornata normale, si era svegliato presto, era andato a scuola e al rientro aveva pranzato come sempre assieme ai genitori. Già da qualche ora però si lamentava, gli sembrava di non riuscire a respirare bene. Poco dopo pranzo, mentre era nella sua camera da letto, il ragazzino si è sentito male ed è crollato a terra. La mamma ed il papà lo hanno trovato riverso sul pavimento ormai privo di sensi e quando sono arrivati i soccorritori non c'era più niente da fare. Ragazzini pestati a Venezia, le modalità sono quelle con cui solitamente agisce un branco, potrebbe trattarsi di una baby gang. Sentiamo. Pestaggio in campo Santa Maria Nova. Ad essere aggrediti sabato pomeriggio a Venezia, poco distante dalla Chiesa dei Miracoli, alcuni minorenni. Le modalità sono quelle di un'aggressione da branco e se le famiglie delle vittime non intendono segnalarlo, lo faccio io. A prendere l'iniziativa è Zoccheddu, veneziano, iscritto nelle liste della prefettura come operatore di sicurezza. Pare ci fossero anche alcuni appartenenti alla baby gang che ha fatto parlare di sé in terraferma, continua.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno identificato 4 protagonisti del diverbio, tutti minorenni che risiedono in centro storico. 2 hanno presentato querela di parte nei confronti di un ragazzo sui 14 anni, sempre veneziano, segnalato alla magistratura per lesioni. I traumi subiti dalle vittime sarebbero di lieve entità, ma le ecchimosi nei giorni seguenti erano evidenti sul volto. Tutto sarebbe partito da un diverbio tra una coppia di ragazzini, poi sono volati calci e pugni, anche quando gli altri erano a terra. Sono stati dimessi con una prognosi di 5 giorni, uno di loro si è sottoposto anche ad un accertamento dentistico per escludere ripercussioni. 2 avvisi di garanzia per il pilone caduto il 25 febbraio sul Ponte della Libertà. Si tratta del responsabile della manutenzione di Veneto Strade, indagato fin dal primo giorno, e dell'ex presidente di PMV, che in occasioni diverse ha gestito, mentre c'erano cantieri aperti per tram e pista ciclabile, la segnaletica lungo il ponte, quindi anche quel pilone. Il reato, ipotizzato dal PM Raffaele Incardona, è di attentato alla sicurezza dei trasporti. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti della polizia locale, già consegnate diverse centinaia di pagine di relazione. Gli avvisi di garanzia, va ricordato, sono atti dovuti a tutela dell'indagato e in questo caso indispensabili per poter eseguire la perizia necessaria a stabilire se la caduta del pilone sia riconducibile ad una cattiva manutenzione del manufatto che sosteneva pannelli stradali informativi di segnalazione, senza dimenticare che nelle richieste fatte al perito dal PM ci sarà anche un quesito sulla progettazione e la realizzazione dello stesso pilone. A quel punto il numero di avvisi di garanzia è destinato ad aumentare. Andiamo ora alla Cipressina. Più volte denunciata dal nostro telegiornale, la situazione di degrado nel quartiere ha incontrato finalmente una svolta. Vediamo. Questa è tutta la refurtiva e tutti gli attrezzi a scasso. Circa 2000 ferri del mestiere per scassinatori professionisti, cesoie, cacciaviti, tenaglie, chiavi inglesi e chi più ne ha più ne metta. Il covo dei delinquenti alla Cipressina, nell'ex centrale telefonica della Telecom. Una base importante, una base logistica operativa di ladri, verosimilmente di appartamenti, di abitazioni, insomma. E è notevole il materiale che è stato rinvenuto proprio in termini di arnesi da scasso, nonché tutta una refurtiva il cui valore, insomma, dovrebbe essere tra i 25 e 30 mila euro approssimativamente. La polizia locale è intervenuta dopo le numerose segnalazioni dei residenti che hanno raccolto un'imponente documentazione e denunciato più volte la presenza di delinquenti all'interno dell'area abbandonata. Il problema è stato recentemente al centro di un'assemblea pubblica, alla quale ha partecipato anche l'assessore comunale alla sicurezza Giorgio D'Este. La collaborazione, la sinergia tra amministrazione e cittadino è fondamentale, diventa la chiave di volta per cui poter intervenire in tempi utili. La base operativa dei malviventi era già stata blindata dal comune in accordo con i proprietari lo scorso novembre. Gli occupanti, esperti scassinatori, l'avevano riaperta in modo chirurgico, in modo da impedire che la breccia si notasse dall'ingresso principale. L'ingresso principale, che era particolarmente chiuso con le gratte, elettrosaldato, eccetera, eccetera, all'apparenza risultava intonso. E invece così non era. Abbiamo scoperto il modo e il meccanismo con cui erano intervenuti e pertanto da lì si è aperto poi tutto il resto. La polizia locale è ora sulle tracce dei ladri, alcuni indizi li identificano come cittadini dell'Europa dell'Est. Il covo è stato bonificato anche da un passaggio delle unità cinofile antidroga che non hanno trovato nulla di rilevante. Poi il personale di Veritas è intervenuto per aiutare nello sgombero e l'ingresso è stato nuovamente sigillato. In centro storico ora eternamente divise su qualsiasi tema riguardante la città, maggioranza ed opposizione in Consiglio Comunale a Venezia ritrovano la concordia nell'applaudire l'occupazione abusiva di un immobile. Sentiamo. Consiglieri comunali di maggioranza e opposizione difendono l'occupazione abusiva dell'ex Osteria La Vida e criticano le modalità dello sgombero da parte delle forze dell'ordine. Ho visto Campo San Giacomo occupato militarmente da decine di agenti in assetto antisommossa, testimonia Maurizio Crovato della lista del sindaco Luigi Brugnaro, e vorrei tanto sapere chi paga tutto questo, se la collettività o i proprietari. Mi auguro che un simile spiegamento di forze venga impiegato anche per gli spacciatori di droga a San Pantalon. Crovato ricorda come l'immobile venduto dalla regione all'imprenditore Alberto Bastianello, che aveva manifestato la volontà di realizzare un ristorante, avrà bisogno di un cambio di destinazione d'uso in Consiglio Comunale per portare a termine il progetto.
Dito puntato contro lo spiegamento di forze visto durante lo sgombero anche dalla consigliera 5 Stelle Elena La Rocca, che trova esagerato l'impiego di tanto personale per affrontare quelli che definisce persone normali, madri e padri di famiglie. La dimostrazione è proprio che si predica bene e si razzola male, perché si fanno campagne elettorali per le persone a favore del, tra virgolette, popolo, e dopo invece quando c'è da destinare degli edifici ad usi pubblici nell'interesse dei cittadini non lo si fa, si preferisce insomma alimentare l'arricchirsi dei privati. Ringrazia gli occupanti per le attività sociali svolte in questi mesi Monica Sambo del Partito Democratico. Le idee non si sgomberano, dichiara all'unisono col segretario veneziano Giorgio Dodi. La tempistica dello sgombero che avviene solo 2 giorni dopo le votazioni. È evidente come la Regione si trinceri dietro a questioni semplicemente legali e non voglia invece metterci la faccia e dire che non vuole insomma, che i veneziani possano comunque continuare ad avere degli spazi pubblici in anche edifici della Regione come quella della Vida. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, linea alla regia, tra poco. E rieccoci in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali, la politica ora con le ripercussioni delle elezioni politiche anche nella nostra regione. Nessuna preferenza tra Lega e PD per un'alleanza di governo, si parlerà con tutti a partire dal programma. A Venezia un atteggiamento inedito, conciliante da parte degli esponenti del Movimento 5 Stelle, nonostante i vertici regionali, a partire dal capogruppo Jacopo Berti, abbiano escluso alleanze con i Dem. Sentiamo. Quello per i 5 Stelle non è stato un voto di protesta. Ne è convinto l'ex sindaco e neodeputato Elvisa Maniero, che fa notare come tra i risultati migliori in Veneto per i pentastellati vi sia quello del Mirese, dove i capilista di Camera e Senato provenivano entrambi dall'amministrazione comunale uscente. Qui a Mira siamo sul 32%, che è un risultato incredibile, e io devo ringraziare tutti i cittadini, in particolare i miresi, che sono i miei concittadini, evidentemente hanno una grande fiducia sia in me che in Orietta, siamo i due candidati capolista. I cittadini, sostiene Maniero, hanno voluto premiare un'esperienza positiva di governo. I frutti ci vengono riconosciuti da associazioni esterne indipendenti. Legambiente ha detto che ora siamo un esempio a livello regionale per la gestione dei rifiuti, quindi sono felice perché quello è un lavoro che andrà a vantaggio dei nostri bambini, dei loro nipoti. Saranno migliaia e migliaia di tonnellate all'anno di secco in meno, e quello è un regalo per tutti. Il nostro primo impegno in Parlamento, promette l'ex sindaco, sarà per dare ristoro ai risparmiatori rovinati dal crack delle banche venete. Il Veneto ha visto 11 miliardi vaporizzati dalla truffa più che dal crack delle banche Veneto Banca e Credito Popolare di Vicenza, quindi su quello dobbiamo lavorare. Anche a Mira molti risparmiatori, io li ho incontrati, è una cosa pazzesca. Quanto ad alleanze parlamentari è possibilista Davide Scano, consigliere nel comune di Venezia, dove i pentastellati sono ora il primo partito. Il punto non è scegliere tra Lega e PD, sostiene, ma trovare un'intesa sui temi. Il nostro baricentro è il programma, su quello ci confronteremo con tutti e poi ovviamente si potrà smussare un po' di qua, un po' di là, anche gli altri che vorranno convergere dovranno smussare le loro posizioni. Dobbiamo dare un governo al Paese stabile, noi sentiamo tutta questa responsabilità per tutti i voti che ci sono stati dati. Il PD ora abbiamo perso e stiamo all'opposizione, così Nicola Pellicani, eletto alla Camera nel proporzionale dopo la sconfitta nel Collegio di Venezia. Siamo su posizioni diametralmente opposte, siderali direi, sia con la Lega e sia con i 5 Stelle. Chiude a possibili alleanze con le forze politiche uscite vincitrici dalle urne il neodeputato PD Nicola Pellicani. Abbiamo perso queste elezioni, scandisce, e il nostro posto è all'opposizione. Noi abbiamo fatto una proposta politica chiara agli elettori, gli elettori hanno democraticamente votato e hanno fatto delle scelte. Adesso noi siamo all'opposizione e siamo ovviamente disponibili a parlare con tutti, ma al momento io non vedo condizioni per alleanze con nessuno. Il compito di proporre un governo, spiega Pellicani, spetta a chi ha ottenuto democraticamente la fiducia degli italiani. Tocca dunque a Lega e 5 Stelle cercare la soluzione al complicato rebus uscito dalle urne. C'è i 5 Stelle che hanno vinto soprattutto al centro e al sud, e al nord che si è affermata in particolare la Lega. Quindi un'Italia divisa, io mi auguro
che chi fa delle proposte per il governo del Paese lo faccia anche nell'idea di ricucire queste due Italie che ci riconsegna questo voto. Quanto a noi, sostiene il deputato, dobbiamo aprire un grande cantiere nel segno del riformismo per ricostruire il partito che si deve mettere innanzitutto in ascolto di tutte quelle fasce sociali che non ci votano più, a partire dalle periferie. Io credo intanto che le dimissioni del segretario sia un atto dovuto di responsabilità, perché di fronte a questo risultato elettorale dobbiamo solo riflettere, ma aprire una discussione ampia e franca tra di noi se vogliamo tornare a rappresentare tutto quell'elettorato che non ci ha dato fiducia in queste elezioni. La Lega ora, perché è stata eletta con sua stessa grande sorpresa Nadia Pizzol, 65enne leghista di Marcon, che andrà al Senato grazie al grande successo del Carroccio. È un grande risultato prima di tutto per la sezione di Marcon della Lega. Io ho portato molto volentieri l'istanza e la candidatura di Nadia, ci abbiamo creduto fino alla fine, il risultato è un risultato inaspettato che ci dà veramente tanta soddisfazione e auguro in presenza di Nadia tante soddisfazioni per questo incarico. Grazie. Un risultato che è arrivato con grande sorpresa per Nadia Pizzol, 65enne di Marcon, eletta al Senato grazie al collegio plurinominale. Imprenditrice in pensione, ha beneficiato del boom leghista in Veneto, con così tanti voti che i candidati sono andati presto esauriti. 2 risultavano già eletti all'uninominale e gli altri 2 non bastavano soddisfare l'esigenza di coprire i 3 seggi che spettavano al partito. E per Pizzol è arrivata la bella notizia. Mi sono sentita con molta responsabilità, soprattutto perché bisogna mantenere le promesse e siamo tutti, non solo io ma anche tutti gli altri che sono stati eletti, fortemente motivati a portare avanti le istanze del Veneto e degli italiani, perché vogliamo ritornare come quelli che eravamo una volta. Vogliamo che i nostri giovani continuino a sperare, che i nostri figli continuino a sperare in un futuro. Fondatrice della sezione locale del partito e capogruppo in consiglio, Pizzol si aggiunge al successo delle altre donne leghiste del territorio che andranno a Roma. Siamo abbastanza donne e sono veramente contenta, ci troveremo bene, lavoreremo in sinergia, prima per portare avanti l'autonomia del Veneto, che questa è una delle cose più importanti, direi, che dobbiamo fare per poter realizzare e concretare veramente le istanze di autonomia che sono venute dal territorio, come si è visto il 22 di ottobre e che io ho sempre sognato. E poi spero che Salvini riesca a fare un governo che trovi la quadra e poi partiremo. Alla vigilia della festa della donna, la grande mimosa di via Cappuccina è stata nuovamente saccheggiata. Vediamo. Quest'anno è stato peggio degli anni scorsi, perché se la vedete hanno fatto veramente la strage. Lì sotto ho trovato un ramo tirato giù, hanno fatto il disastro. Fino a ieri sera noi siamo stati qui fino alle 9 a fare il picchetto. E poi sono passati altri alle 11 a mezzanotte ed era ancora quasi integra, avevano già fatto un po' di danni ma insomma sopportabili. E poi questa mattina alle 6 ce l'ha detto una neturbina, li ha visti che lì in via Fiume a 100 metri da qui si stavano dividendo tutti i mazzetti per domani venderceli per la festa della donna. Mi ricordo gli altri anni non erano mai arrivati a rompere i rami, c'è un ramo intero, quest'anno c'è uno scempio, ha rotto mezza pianta per togliere dopo le piantine un po' alla volta, cioè i rametti un po' alla volta. A nulla sono valsi i presidi notturni dei cittadini, perché anche quest'anno la rigogliosa mimosa di via Cappuccina a Mestre è stata distrutta da chi domani vorrà vendere il classico mazzetto per strada in occasione della festa della donna. L'invito è: non compriamo le mimose se non dai fioristi, non compriamole per la strada perché sono state rubate tutte. E poi domani mattina li vedremo qui con i loro fioretti, con la plastichetta, perché la fanno questa notte la plastichetta, a chiederci 1 euro, 2 euro, 3 euro anche per onorare le donne. Ecco, non è il modo di onorare le donne, anche le donne devono rifiutare questo tipo di mimose qui. Domani sforziamoci di non comprare questi elementi che ci bloccano, che ci fermano i semafori. Una
appello che i cittadini sperano venga seguito sia per contrastare l'abusivismo sia verso uno scempio che si ripete ormai da anni e che quest'anno ha raggiunto l'apice. Ci dice il botanico che abbiamo interpellato prima che è possibile che l'anno prossimo non rifiorisca, perché l'hanno talmente distrutta, era alta 3 metri più di come la vedete adesso, insomma, hanno proprio tirato giù l'albero. Ed ora la nostra programmazione, perché domani a partire dalle 21:15 in diretta su Antenna 3 torna il tradizionale appuntamento di metà Quaresima con il rogo della Vecia a Ponte Dante a Treviso. Vediamo. Ed ecco l'applauso, con questo fuoco noi ci liberiamo! Una delle tradizioni più antiche della Marca per il perpetuarsi della tradizione, e poco importa che il capriccio del caso abbia fatto in modo che lei, la Vecia, quest'anno venga processata e mandata al rogo proprio nel giorno dedicato alle donne, l'8 marzo. Alla tradizione non si comanda e la tradizione è ferrea, secondo giovedì di Quaresima, da sempre. Ed anche quest'anno il processo è a Vecia, in scena a Ponte Dante, vede la protagonista principale con un nome che è tutto un programma. Checca Prometto, vedova Mantegno, recita l'epigrafe affissa in questi giorni, che continua. Lo annuncia quei pochi bottegheri che insieme ai supermercati, latterie, formaieri e osti idopera tutti il lievito per aumentare i prezzi. Tutto secondo copione per l'evento che compie 52 anni nella sua kermesse moderna a Ponte Dante e attira dalle 3 alle 4.000 persone. Uno spettacolo unico e una festa immancabile, quella organizzata dal gruppo folcloristico trevigiano, con la collaborazione di tante associazioni del territorio, come il gruppo storico Selva Nostra e gli immancabili alpini, con il contorno di panini, pinza e vin brûlé. In attesa del processo vero e proprio, l'accusa sostenuta dal conte Calsina, la difesa condotta da Ildebrando Ugone Imega e poi la sentenza del giudice Saltabussola Tarquinio. Qualche anticipazione sulle motivazioni dell'accusa, dal nuovo regolamento del verde alle piste ciclabili, a Piazza Santa Maria dei Battuti e Piazza Rinaldi, solo alcune delle frecciate in arrivo per Checca Prometto, le magagne cittadine da denunciare. Introduzione dell'evento con balli e canti dalle 20:30, il processo vero e proprio a partire dalle 21:15 e le telecamere di Antenna 3 saranno proprio in diretta da quell'ora e fino alla fine, attorno alle 22:40, per mostrarvi e raccontarvi minuto per minuto la grande tradizione del processo a Vecia, che affonda le radici dal fine 800 per mantenersi sempre viva. Un racconto per immagini e voci, quello di domani sera, da non perdere assolutamente. E siamo al termine di questa edizione, vi ricordo subito dopo i telegiornali torna 20:10, ospiti in studio Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle, 5 Stelle da record, e adesso il titolo della puntata di questa sera. E poi torna puntuale alle 21:15 come ogni mercoledì la Zanzega. Questa sera sul tavolo con il nostro Lelle Marcassa si parlerà di Raboso, la sua storia legata alla Repubblica di Venezia e alle terre del Piave, antichi sapori, preparazioni moderne e aneddoti di un vino e della sua terra. Ed è proprio tutto per questa edizione, come sempre vi lascio al termine alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Festa della donna all'insegna del sole. Il tempo concederà una breve pausa primaverile con temperature decisamente miti. Nel dettaglio sul Veneto, grazie alla rimonta dell'anticiclone, sarà una bella giornata di sole. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Diamo uno sguardo anche all'andamento delle temperature. Le minime saranno comprese tra lo 0 e i 3 gradi, valori massimi invece che oscilleranno tra i 10 e i 14 gradi circa. Anche sul Friuli Venezia Giulia è previsto bel tempo, ampio soleggiamento su tutti i settori dove il cielo si presenterà in prevalenza sereno. Le temperature minime saranno comprese tra 2 e 5 gradi, valori massimi invece tra i 12 e i 14 gradi circa.
Spostiamoci ora a vedere la situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà una bella giornata caratterizzata dal sole, il cielo sarà sereno praticamente ovunque. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, valori massimi sui 14 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.